Bene, buon pomeriggio, benvenuti a uno degli ultimi lunedì dell'economia, diciamo, che organizziamo in libreria Italiposta. Come sapete, ogni sera c'è la presentazione di un libro, adesso a fine maggio smettiamo, presenteremo qualche libro così occasionalmente a giugno, perché questa è un po' la casa dei lettori nella quale, diciamo, ogni giorno discutiamo di tematiche diverse, appunto il lunedì l'economia, il martedì della food economy, il mercoledì dell'innovazione, i giovedì della green economy e i venerdì della scienza. Abbiamo 3 ospiti d'eccezione, partirei da Massimo Pavin, che è uno degli imprenditori più noti, diciamo, di questa provincia, ma a livello internazionale, e con un gruppo con una presenza internazionale. Cristina Balbo, che è il direttore, diciamo, di una delle aree imprenditorialmente più ricche per Banca Intesa San Paolo, quindi dell'area, come dire, del nord-est, da Padova, diciamo, in su, e il professor Giovanni Costa, che voi tutti conoscete come editorialista del Corriere del Veneto, ma come dire che su questi temi come dire, ha lavorato, scritto e insegnato per diversi anni. L'occasione è data da questo libro che che abbiamo titolato in italiano La globalizzazione flessibile, come affrontare i mercati nell'era delle nuove guerre commerciali, di Pankaj Ghemawat. Pankaj Ghemawat è, lo traduco diciamo in sintesi, l'uomo che ha fatto le strategie di Tata Motors. Quando ci è arrivato questo libro abbiamo deciso di pubblicarlo subito relativamente, perché in realtà il libro aveva già 2 anni e nessuno in Italia l'aveva ancora pubblicato. Ci siamo chiesti perché, ma come spesso capita, i buoni libri, come dire, di un nome che nella comunicazione nazionale non sono, come dire, di moda, non vengono pubblicati. Poi che siano ottimi libri, questo è un altro discorso. E questo lo era e lo è perché affronta una chiave radicalmente diversa da quella che è la narrativa, la pubblicistica che leggiamo tutti i giorni sui quotidiani, il tema della globalizzazione. È una sorta di guida per imprenditori e manager, alla fine, dal mio punto di vista, che io consiglio vivamente, perché affronta questo tema con la mentalità di un'impresa che non si fa prendere dalle mode. Non si fa prendere dalle mode, come per esempio è accaduto dopo lo scoppio, diciamo, della guerra tra la Russia, diciamo, l'invasione russa, e come accade adesso nel, come dire, conflitto, qualcuno lo chiama nuova guerra fredda con la Cina. Tanto che poche settimane fa la Yellen è uscita dicendo: attenzione, tutti sono convinti che la globalizzazione sia morta, non è affatto così. Ci sono alcune tendenze di lungo periodo che sarebbe sbagliato leggere con le chiavi della lettura quotidiana dei fatti. Tanto è vero, poi la cosa è stata ripresa anche da Romano Prodi, diciamo sul Sole 24 Ore qualche settimana fa, tanto è vero che per esempio le importazioni dalla Cina in Europa sono in questi anni, nonostante tutto quello che si racconta, aumentate. Certo, la globalizzazione è un fenomeno articolato e c'è quello che Gemawat chiama effetto yo-yo. Però, siccome essendo io anche l'editore di questo libro,
che sia l'oste a dire che il proprio vino è buono, credo serva a poco. Giovanni Costa ha scritto un editoriale sul Corriere del Veneto e lascerei come prima battuta riassumere a lui quelli che sono i 3 punti principali del libro, quello che li ha colpiti maggiormente, per poi passare, diciamo, a Massimo Pavin per sentire un imprenditore come si sta comportando e come sta gestendo questa fase che comunque non è facile e complicata, e poi chiedere alla Balbo dal suo osservatorio, appunto quello della più grande banca con la quota di mercato più rilevante, come vede muoversi le imprese su questi terreni. E poi ci torniamo sopra. Prego, professor Costa. Bene, grazie. Ma il libro è interessante, sostiene delle teorie controintuitive e quindi va un po' contro il pensiero dominante, e a me è piaciuto subito perché non ne posso più di reshoring. Perché restando qui nel Veneto, nel nord-est, il giorno in cui un importante centro di ricerca diceva la globalizzazione è finita, siamo in pieno reshoring, c'erano almeno 5 aziende che annunciavano l'aumento dei loro investimenti diretti all'estero, no? Allora, se questo è, lo chiami reshoring, ed è proprio l'effetto di quella moda yo-yo che basta che cambi qualcosa e la gente sposta così in maniera molto impulsiva gli investimenti. I punti interessanti del libro sono: primo, state attenti che dovete chiedervi cosa sarà uguale a oggi fra 10 anni piuttosto che cosa cambia domani, no? Perché anche sulla globalizzazione dobbiamo capire le tendenze di fondo permanenti, e non c'è dubbio, lui porta molti dati, che la globalizzazione ha cambiato il mondo, nel senso che ha aumentato la ricchezza. È vero che ha creato qualche squilibrio che si può anche correggere, però ha elevato il livello di ricchezza prodotto nel mondo. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è uno schema abbastanza semplice che individua 3 strategie di presenza all'estero. La strategia dell'aggregazione, per cui ecco, sono le grandi imprese che crescono e fanno valere le economie di scala. Attenzione, per grandi non dobbiamo intendere grandi in assoluto, ma dobbiamo intendere grandi rispetto al mercato, no? Rispetto a quello, no? Quindi anche delle nostre medie aziende possono avere strategie di aggregazione perché fanno valere economie di scala, economie di scopo e così via. Quindi aggregazione. Secondo, all'aggregazione corrispondono normalmente, e lì ci sono un sacco di esempi, strategie di organizzazioni centralizzate, dove il potere del quartiere generale è molto forte e stretto. La seconda strategia è quella di adattamento, dove invece l'investimento cerca di valorizzare la conoscenza dei mercati locali, no? E quindi la capacità di sfruttare, di portare i vantaggi competitivi della nostra azienda, di declinarlo a livello locale. E qui corrispondono delle strategie decentrate dal punto di vista organizzativo. La terza, che forse è la più praticata almeno dalle nostre aziende, è quella di arbitraggio, cioè quello di dire: io vado a produrre dove un fattore importante costa meno e vado a vendere dove i prezzi sono più alti. E questo si presta a delle strategie molto veloci e anche a strategie opportunistiche, no? Perché molta della delocalizzazione
che non è globalizzazione, che abbiamo fatto noi negli ultimi 20-30 anni, sono strategie opportunistiche che cercano appunto di sfruttare questi differenziali. Poi, dopo finito, un altro punto importante, secondo me, che ho trovato molto utilizzabile, è quello del... lui dà una diversa interpretazione della distanza. State attenti che tutti prendono paura o pensano dalla distanza geografica, ma non è la sola dimensione della distanza. C'è la distanza geografica, la distanza amministrativa che riguarda come dire, le regole, le istituzioni, eccetera, eccetera. Poi la distanza, adesso non mi ricordo più, la distanza culturale e la distanza economica. Allora dice, se voi articolate bene il concetto di distanza, non vi basate soltanto sul concetto di distanza geografica, allora capirete quali possono essere i vantaggi, quali possono essere gli strumenti. A tutti questi schemini il libro è interessante. Bisogna parlare bene del libro, soprattutto se è l'editore che ti invita, no? Il libro per me è... Se no vieni cacciato immediatamente. Vi dico subito, non è una facile lettura. Non è una lettura facile. Se si vuole ricavare tutto da questo libro, bisogna utilizzare i siti che sono collegati. Per esempio, fare la diagnosi di quale dimensione della distanza è rilevante per te, no? C'è una bellissima matrice che si aggiorna, voi mettete dentro il vostro dato e tutto quanto e vi dice quali sono i punti di vantaggio e i punti di svantaggio che ci sono. Quindi è un libro che se si ha la pazienza di impadronirsi è anche utile per le aziende. Un'ultimissima cosa, il libro, che a differenza di altri manuali di questo tipo, unisce e sposa le analisi macro, le analisi di modello, con le soluzioni imprenditoriali. In genere gli altri libri fanno o l'uno o l'altro. Gemawat fa tutte e due le cose. Mi pare che sia sufficiente. Pare che sia sufficiente, no? Appunto l'interesse di questo libro era proprio questo, no? Probabilmente se altri editori non l'hanno pubblicato perché si predilige il libro che ti fa una narrazione comoda con 3 frasi ad effetto, però giustamente un imprenditore quando lo prende in mano dice vabbè, e adesso di questo cosa me ne faccio, no? Quindi questo è stato probabilmente il motivo. No, c'è un altro microfono qui. Pavin, stavo ricordando prima che io l'avevo sentito quando Banca Intesa organizzava questi incontri di presentazione di libri da cui ho copiato, sì, da cui ho copiato, perché come dire, erano talmente belli e talmente interessanti che mi auguro però che la dottoressa Balbo li ripristini, perché diciamo erano veramente interessanti. E io l'avevo sentita lì raccontare subito dopo l'investimento fatto negli Stati Uniti. Da quella volta, come dire, mi sono soltanto idealmente innamorato di lei, perché ho capito che diciamo lei aveva una visione chiarissima di come, chiarissima per quello che si può avere, la chiarissima diciamo, di come si muove il mondo, e anche un'idea di presenza nei mercati globali che non era appunto del tipo di quella che descriveva il professor Costa, e cioè lì il lavoro costa meno, vado lì, punto e stop, poi appena aumenta mi sposto da un'altra parte e così via. Cioè aveva una strategia chiara che poi è andata avanti ad applicare con risultati buoni. Vogliamo partire dalla sua esperienza per poi, come dire, cercare di interpretare le suggestioni che ci ha dato Costa del libro di Gemawat.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito condensare 30 anni di vita in una pillola non è facile, però io sono figlio di un imprenditore, ma sono imprenditore di prima generazione, nel senso che quando ho finito i miei studi, mi sono laureato in ingegneria a Padova, ho fatto l'MBA in Bocconi, son tornato, mi han mandato negli Stati Uniti, son tornato a dicembre del 1990 e io avevo 26 anni, mio papà ne aveva 48 e spazio per me nelle sue aziende 0. Però mi aveva trasmesso sicuramente il DNA imprenditoriale, la cultura, i valori degli imprenditori della nostra terra e quindi ho intrapreso per conto mio e quindi da 30 anni mi occupo appunto di materie plastiche per fornire i settori principali dell'automobile, dell'elettrodomestico, grande e piccolo. E quindi questi settori qua in 30 anni, dopo 10, quindi son 20 anni che sono in giro per il mondo. Ehm, Perché questo settore intanto è un settore, di altissimo livello. Io dico sempre che se abbiamo fatto questo percorso, se tutto il management e tutte le persone che ho con me hanno una cultura, uno standing molto alto, dipende sicuramente da una parte da tutto quello che tutti noi abbiamo studiato, nei libri. Però qua con una battuta, se vogliamo, i libri scrivono e modellizzano quello che gli imprenditori hanno fatto prima e quello che leggi nel libro è sempre importante, però qual è la prossima cosa? Quindi da lì si può partire, ma in un settore come il mio impari tanto anche proprio vivendo tutti i giorni e quindi avendo dei fornitori che sono delle multinazionali della chimica, della petrolchimica a monte e dei clienti che sono dei grandi produttori di auto, di elettrodomestici, OEM cosiddetti, oppure i Tier 1 che sono i fornitori di prima installazione, per forza di cose in questo ambiente cresci. Ed è questo è l'ambiente che comunque, ci ha indirizzato e ci ha portato, perché poi uno non è che va in giro per il mondo o fa un certo tipo di investimenti, pur seguendo dei principi che sono stati anche citati, adesso lo fa perché sia così, illuminato del tutto, ma, questi sono mondi che se non li segui, se non vai con loro in giro per il mondo o fai fatica a continuare ad esistere. E qui, il modo che avete sentito declinare il concetto di distanza, ci sta tutto, perché è sì una distanza fisica, perché queste fabbriche vanno servite con lead time molto rapidi, ma è una distanza sicuramente culturale, perché facendo le filiali all'estero, lì vicino, trovi gente che ragiona come ragionano quelli, no, c'è un libro bellissimo, si chiama La mappa delle competenze, fa capire come teste diverse, di nazioni diverse, affrontano le stesse cose in maniera anche istintivamente diversa. Ma, c'è anche un aspetto, come si diceva, burocratico legislativo, cioè per andare su certi paesi. Quindi ci son tutta una serie di circostanze per cui devi internazionalizzare, devi muoverti. Noi siamo andati prima in Polonia, quindi mi ricordo quando nel 2005 e 2006 ci movemmo sulla Polonia, mi sembrava di andare sulla Luna, adesso andare in Polonia mi sembra è come va a Milano, vai in Polonia, stessa roba. Siamo in Europa e siamo poi in Brasile, poi negli Stati Uniti, poi in India. Noi siamo presenti in 4 continenti con 13 fabbriche, ci manca la Cina, non credo ci andrò, perché non mi è richiesto ancora, ecco. Quindi, il primo è stato In Cina non ci va perché non gli è richiesto, ma dopo perché lo dico. Quindi è stato un processo di internazionalizzazione vera, cioè noi siamo andati in un'area geografica dove produciamo in quell'area geografica e dove forniamo quell'area geografica, quindi non c'è nessun fenomeno di delocalizzazione e in quell'area geografica competiamo con i nostri concorrenti con le stesse regole. Costa poco la manodopera, costa poco per tutti, costa tanto l'energia, costa tanto per tutti e così andare. E questo diciamo che è uno schema abbastanza classico che si è unito a un fatto di mercati che si sono molto aggregati. Per un altro motivo che ha sempre citato il professor Costa, se no non sarebbe stato professore di tanti di noi, no, che sono degli aspetti, sia di economia di scala che economia anche di opportunità. Questi grandi mondi qua si sono aggregati
E se noi vediamo all'interno di un brand per stare in casa, Stellantis, somma Fiat che a sua volta si era comprato Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, ma poi porta dentro Chrysler dall'America, ma poi porta dentro PSA, che vuol dire Peugeot, Citroën. Quindi all'interno di un marchio oggi c'era quello che erano 20 case automobilistiche di una volta. Se vai negli Stati Uniti, General Motors, Ford e Chrysler sono tre che hanno dentro tutti i vecchi marchi che ricorderete, Cadillac, Buick, Pontiac, non sono tutti dentro qua. Quindi fenomeni aggregativi che nascono perché? Perché i costi di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica sono talmente grandi e talmente elevati che sono inneschi economie di scala, non ci puoi stare dietro. E quando questi diventano così monster, non solo per un fatto culturale, ma anche proprio per un fatto di essere dimensionalmente capaci di stargli vicino, hanno bisogno che il settore cresca. Ed è qui che tante aziende, come dire, anche nostre, private, con azionariato appunto familiare, poi cedono il passo, devono vendere oppure devono le aggregazioni sono anche queste, importanti, ma per me sono venute sopra e dietro, perché anche le grandi case petrochimiche si sono messi insieme e hanno creato quindi sono questi i fenomeni che portano a un processo vero di internazionalizzazione. Dopodiché, per fare un piccolo focus su quello che è successo negli ultimi anni e sui concetti di reshoring, oppure, come le chiamo io, delle catene del valore globali, ehm, per noi il fatto di essere stati presenti in tutti questi singoli paesi, ma di aver portato anche delle buone pratiche, che sono quelle di cercare di localizzare la catena del valore e quindi di far lavorare la gente che stava intorno a te, i fornitori che stavano intorno a te, questa politica qua, che è una politica vera di glocal, perché per noi essere globali è essere presenti globalmente, centralmente abbiamo gli uffici più importanti, la ricerca e sviluppo, il marketing, le vendite, eccetera, ma poi agiamo localmente. Quando è arrivato il Covid e quando è arrivata la grande carenza di materie prime, il fatto di essere presenti con catene del valore localizzate ci ha permeato tantissimo, perché noi avevamo le materie prime, la domanda era altissima e quindi siamo riusciti a soddisfare anche quello che i nostri clienti non soddisfavano. E lì c'è un altro aspetto però di azienda globale, ma aziende familiari, perché un CEO come me, un amministratore delegato come me, non lo mandano via se non fa risultato domani mattina, lo lasciano lavorare nel medio-lungo periodo. Per cui noi in quei momenti là abbiamo optato per prendere quota di mercato anziché andare in cerca di una margine expansion. E questo ci ha pagato. E mi ricordo quando presentammo, a parte i risultati, l'anno 2021 è stato l'anno migliore dei miei 30 anni di carriera, ma quando abbiamo presentato anche i numeri per il 22, dicevamo non vediamo nulla che non possa essere di diverso che non di andare in scia con questo. E dicevo, a meno che non succeda una guerra, e puntualmente è arrivata la guerra. Quindi se noi andiamo, e che ha sbarellato sui costi energetici, quindi prima le materie prime, e quando le materie prime crescono così, i fenomeni speculativi sopra sono preponderanti sui costi industriali veri di quelle materie prime, di quei trasporti, eccetera. Poi l'energia, e quindi questi due fattori insieme con questo contesto hanno portato a un cambiamento ancora diverso, hanno portato al crollo della domanda dei beni durevoli. Perché? Perché l'inflazione è cresciuta, le politiche di rialzo dei tassi dovute, gli economisti ce lo insegnano, per frenare le recessioni, mandano in recessione l'economia, la gente aveva la pancia piena perché durante il Covid ha comprato tanti beni durevoli e poi è arrivato un momento che gli manca il 10% che l'inflazione di soldi in tasca, quei soldi che gli resta va giustamente al mare, in montagna, nei bar dove questo settore del turismo sta tirando. Perché racconto questo? Perché 6 mesi fa, fino a 6 mesi fa, la localizzazione delle catene del valore sembrava un mantra di un qualcosa di nuovo e chi l'aveva fatto ne ha avuto dei risultati vero, ma questo sarebbe stato anche il futuro. Adesso non è più, perché questo, con questa, diciamo, depressione, con questa, diciamo, calo dell'economia, si sono allentate le speculazioni, sono cominciati a calare i costi delle materie prime, i costi energetici
e quindi si sono aperte di nuovo delle finestre di arbitraggi competitivi dove ti conviene di nuovo andare a comprare in Corea, in Vietnam, in Cina e compagnia bella. E allora lì vedi l'atteggiamento diverso di chi l'ha imparata la lezione, non può perdere del tutto un vantaggio competitivo da un arbitraggio che viene da lontano, ma nello stesso tempo non si dimentica di quanto... E quindi il tedesco, per esempio, che è il mio fornitore, anche il mio cliente ideale, ma non tedesco sulla Germania, tedeschi io li fornisco in tutto il mondo, in India, in Brasile, in America, dove si sono portati con le sue aziende. Che media? L'americano invece, ma per citare due grandi popoli, è speculativo al massimo, dimenticato tutto, azzerato e ricominciato a dimenticarsi del valore della catena del valore locale. E quindi concludo questo primo giro, se vuoi, Filiberto. Un altro aspetto citato dal professor Costa è di dire quando si fanno questi investimenti o quando si prendono queste decisioni, al di là di non doverle mai prendere sicuramente in contingenza o per un fattore di opportunità che è momentaneo. Non metto i pannelli solari perché costa 500 euro il megawatt invece che 150. Li posso mettere per altri motivi e non sicuramente in momento di contingenza. Ma sicuramente è giusto farsi la domanda quando si fanno questi tipi di investimento, cos'è che rimarrà fisso e non cambia? Su cosa potrò continuare a contare prima di fare queste scelte qua? Chi emotivamente invece va sull'opportunità, un conto è un arbitraggio competitivo, vado a comprarmi una partita di plastica piuttosto che di acciaio fuori, un conto è dire muovo invece delle strategie aziendali finanche a posizionare delle fabbriche in un paese sbagliato. Nonostante che si dica che si possono fare anche le fabbriche con le ruote, però io dico che è difficile tornare indietro, sia perché l'asset fisico è difficile da spostare, ma sia perché il grandissimo lavoro, forse questo che è il conto che non è visibile come quando vai a pagare un macchinario, è il costo di creare la cultura in quel paese, di creare il lavoro in quel paese, di creare il matching culturale tra l'italiano e il brasiliano, tra l'italiano e l'indiano, tra l'italiano e il polacco, tra l'italiano e l'americano. Ecco, queste cose qua costano tanto, più dei capannoni e più delle macchine, e sbagliarle sono dei processi quasi irreversibili che poi l'energia per rifarlo è difficile trovarla. Comprese le competenze, giusto? Esattamente. Ecco. E, sulla Cina volevi accennarmi? Diciamo che noi, i posti dove siamo andati all'estero, siamo stati sempre trainati dai clienti principali. Per esempio nel mondo dell'elettrodomestico, la Whirlpool è quella che ci ha invitato ad andare in giro, Fiat anche. In Cina questi nostri clienti importanti erano già coperti da fornitori cinesi, per cui andare in Cina senza accordi precisi con grandi clienti e fare la concorrenza ai cinesi vuol dire massacrarsi. Quindi se non devi fare una delocalizzazione produttiva, cioè vai a produrre là per portare da noi, ma vai là per vendere là, vai a farti male. Oggi si legge, io spero che sia così, che la nuova Cina sarà l'India, no? E quindi io ci sono lì con 2 fabbriche e abbiamo comprato il terreno per fare la terza. Ecco, io mi sto concentrando più su questo potenziale di sviluppo nel futuro che non in un mercato sicuramente ancora in espansione, però culturalmente così distante da noi e con dei concetti di fair business che non sono quelli che si hanno in altri paesi più occidentali, e con un rischio potenziale, insomma, di non avere dei contratti già. Quindi Ma se questo non questa è di non nessun... andare in Cina è una scelta maturata adesso sulla No, base no, di... no, questo programma non ho tirato la monetina sui paesi dove andavo, li ho messi in fila. No, ma il concetto della Polonia, perché la Polonia allora? Perché avevo i miei clienti Whirlpool, Indesit, Bosch, Siemens, Fiat là davanti, avevo i fornitori di materie plastiche alle spalle, ma soprattutto nel 2005, a 41 anni, non ero mai andato, anche se avevo avuto un'educazione fuori, però ho visto un'economia, un paese molto simile a noi per cultura, per valori, per religione, per sistema legislativo, quindi mi sono sentito più facile a fare un passo del genere e poi ho deciso di farlo a ovest del mondo, quindi sono andato in Brasile e sono andato negli Stati Uniti, dove più o meno questi principi li ho trovati. Ogni volta che contemporaneamente a questi processi di internazionalizzazione andavamo in Cina, in Vietnam, in India,
in Indonesia, in questi paesi io mi sono reso conto, io sono andato dappertutto, da greenfield e costruendo la fabbrica da zero. Quando è stata ora di andare nella parte est del mondo, la parte in cui mi sono sentito più tranquillo di andare, non solo per un mercato potenziale enorme che si sviluppava, era l'India, perché comunque l'India ha una cultura, un legame legata anche ai British che sono stati là fino a 100 anni fa, e però è l'unico posto al mondo dove sono andato in joint venture, dove ho cercato una famiglia come noi e anche loro cercavano una famiglia, sono 3 fratelli di terza generazione e ci siamo studiati per 2 anni proprio per capire che potevamo star bene insieme, e abbiamo questa joint venture che va bene, che è felice, e veramente siamo una famiglia allargata. Però guidano loro là, cioè noi abbiamo degli accordi di trasferimento tecnologico, serviamo i clienti globali, li supportiamo su tanto, ma chi apre e chiude sera cinesca la mattina sono loro. Poi noi li abbiamo integrati su SAP, li abbiamo integrati col nostro business intelligence, li abbiamo integrati col nostro CRM, per cui io dico sempre ai miei, io voglio che schiacci un bottone, la Cina è come, voglio dire, Cittadella, San Vito, Tagliamento o Tombolo, ecco da Cina, l'India, ed è così. Però ecco, ho trovato della brava gente, delle opportunità. Da solo, anche oggi, che ci sono tutte queste opportunità e ci penso, stiamo lì prendendo questa terra in una zona economica speciale tra Chennai e Bangalore, e io dico, ma se non avessi questi, quello che io ho fatto in Polonia, in Brasile o negli Stati Uniti, con la valigetta in mano e con tanta... cioè lì non sarei in grado di farlo, ecco. Culture diverse. Completamente diverse. Dottoressa Balbo, dal suo osservatorio, come si stanno muovendo le imprese venete su questo tema della globalizzazione? Il professor Costa accennava a reshoring. Beh, intanto buonasera e grazie anche da parte mia. Allora, intanto una prima cosa che ci tengo a dire è che esempi come quello che insomma è stato raccontato non sono esattamente proprio rappresentativi di tutto il nostro tessuto imprenditoriale, perché quando parliamo di globalizzazione lì dentro si intende un po' di tutto, da chi fa vera globalizzazione, da chi ha adottato negli anni diciamo più delle scelte, vogliamo chiamarle di arbitraggio, vogliamo chiamarle opportunistiche, insomma è un concetto molto ampio che racchiude dentro tanti modelli diversi. Allora, il libro tra l'altro non commenta ancora gli impatti né della pandemia né della guerra, che però dal mio punto di vista non hanno stravolto quello che il libro un po' preannunciava, anzi in qualche modo forse lo confermano anche. Cosa stiamo osservando? Allora, sul tema degli impatti, soprattutto del tema pandemia e guerra, sicuramente ha portato le imprese ad essere più prudenti, più caute. Quindi venendo da anni in cui anche le scelte di globalizzazione o di delocalizzazione erano state guidate tanto, pensiamo anche solo all'industria automotive, ma non solo, da scelte di costo, quindi manodopera più bassa, piuttosto insomma scelte un po' più opportunistiche. Negli ultimi anni tantissime aziende hanno un po' ripensato alle proprie catene del valore e hanno, se non riportato a casa parti di produzione, l'hanno avvicinata. Si parla anche non solo di reshoring, ma si parla di nearshoring, si parla di backshoring, friendshoring, di tutto. È stato un fenomeno forse più annunciato che non proprio visto tanto nei fatti, però ecco, noi abbiamo notato e registrato decisamente una maggiore prudenza nel fare le proprie scelte e per accorciare le catene del valore, le filiere sostanzialmente. Anche il nostro ufficio studi ha fatto tante ricerche su questo e abbiamo dati che dimostrano che oggi le filiere hanno un raggio proprio di chilometri più corto rispetto a quello che avevano prima della pandemia. Quindi in pratica le aziende hanno avvicinato i propri fornitori, sono riportati proprio sul territorio in paesi più vicini, perché insomma la percezione e l'attenzione ai rischi è aumentata. E mi sento di dire che è un qualche cosa che registro un po' in generale
nel pensiero, nelle scelte degli imprenditori, che sia sui temi della globalizzazione, ma anche un po' più in generale, ecco, stanno dando più importanza ai temi della sostenibilità, perché anche il fatto di anche accorciare la catena del valore o di avere appunto un occhio su queste cose riduce i rischi per un'impresa. Sento molto meno, ecco, raccontare di decisioni prese semplicemente perché produrre in quel posto costa meno, piuttosto che ma più legate a rischi che si interrompa la fornitura, che di avere problemi con il personale, di avere appunto di costruire qualche cosa, non so quanto mosso da, come dire, una spinta etica e quanto invece più da comunque un calcolo di costi, benefici e rischi, però ecco, sento che questo oggi Ecco, ma impatta di più. è un rallentamento, una maggior cautela o è una ritirata? Cioè, per esempio, dalla Cina No, a notizie, come dire, visioni di aziende che chiudono e... io di casi, a parte la guerra naturalmente, perché purtroppo chi aveva aperto in Russia ovviamente ha avuto i suoi problemi, e notizie di veri e propri spostamenti di siti produttivi io non ne ho, di maggiore prudenza verso certi paesi legati, tanto per essere chiari, con la Cina, sì, ma questo è legato anche a temi, insomma, tutti i temi di cui sentiamo parlare, di una Cina, come dire, che si impadronisce poi, no, del nostro know-how e poi, insomma, a volte lascia poi le rovine, ecco, sul territorio. Di una ritirata in generale no, di uno spostamento, un adattamento continuo, questo sì. Quindi, per dire anche che cosa osservo, dal punto di vista degli scambi commerciali, va bene, quelli si muovono un po' più facilmente, è più facile decidere di lasciare un paese o rallentare in un paese e spingere di più da un'altra parte. Quando invece parliamo di scelte proprio di localizzazione della produzione, io almeno i fenomeni che noto sono o la ricerca di andare a produrre più che dove costa poco, magari dove c'è un distretto, dove c'è magari anche delle competenze anche intese proprio come capacità, quindi oppure, come è stato anche raccontato appunto poco fa, scelte legate a prossimità, maggiore conoscenza e partnership commerciali forti. Si va a decidere di andare a produrre in un paese perché ci sono già degli accordi commerciali forti, si segue un cliente importante che poi apre un mercato e vedo che c'è ancora chi lo fa, perché negli ultimi anni verso gli Stati Uniti, nonostante le spinte protezionistiche degli Stati Uniti, insomma, ci sono stati anche incentivi e ho visto che è stato fatto. Ecco, su Cina ancora vedo come dire, un po' di circospezione, un po' di prudenza. Sì. Professore, mi pare, diciamo, che il quadro che ci hanno dipinto corrisponde molto, diciamo, alla realtà che il libro racconta più che, diciamo, alla narrativa generale. Però le volevo chiedere una cosa, sentendo adesso le parole di Pavin. Dall'epoca del andiamo a Timisoara, no? Tanto che c'erano i voli, in questa seconda generazione di imprenditori del nord-est, cosa è cambiato? Perché quello di Timisoara è stato poi un fallimento nei fatti, no? Cioè da lì c'è stato reshoring, o sbaglio? Un po'. Anche perché usando lo schema di Gemaut è rilevante anche il settore, perché non ci sono modelli che vanno bene per tutti i settori. Quindi bisogna attrezzarsi a fare un'analisi complessa che tiene conto della geopolitica, tiene conto della distanza fisica, della cultura, delle regole, delle istituzioni, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista direi che gli imprenditori del nord-est, un certo numero, sono aumentati di dimensione e hanno una prospettiva di non breve periodo, quindi
da questo punto di vista sicuramente... Sostanzialmente diciamo da quell'epoca di delocalizzazione che era lì, che era costruita sull'idea lì il lavoro costa meno, quindi andiamo lì a produrre, si è passato a facciamo prodotti di qualità. Ci sono illustri imprenditori calzaturieri che non hanno mai delocalizzato, perché la loro prima localizzazione è stata Stimosovara. Quindi da questo punto di vista... No, ma direi che i discorsi sono diventati più complessi. Quello che vedo interessante è che i casi di chi guarda contemporaneamente a est e a ovest e sa combinare a seconda delle contingenze stanno aumentando e sono, guarda caso, le aziende che crescono di più. Vorrei richiamare un altro, se mi permetti, un altro punto del libro sul quale bisognerà riflettere. Abbiamo ragionato in termini manifatturieri fino adesso, mentre quello che emergerà è la globalizzazione dei servizi. 2/3 della crescita globale nei prossimi anni saranno dovuti ai servizi. E lì con i servizi ci sono dei problemi completamente diversi e forse qui non siamo abbastanza attrezzati. Quindi è un fenomeno da considerare. Un altro elemento sui fattori di attrazione è sempre la crescita del paese dove si va, no? I paesi occidentali hanno rallentato il tasso di crescita perché non si può crescere a 2 cifre all'infinito. Quali sono i paesi che invece crescono? Cioè il cui delta dovuto alla globalizzazione è positivo e superiore a quello dei paesi occidentali, no? Questo è un altro elemento da considerare. Quindi anche rispetto alle considerazioni che faceva Cristina adesso, no? Bisognerà entrare in una logica di globalizzazione a geometria variabile, in cui si combinano questi diversi fattori di cui abbiamo parlato e bisogna diventare anche molto veloci da questo punto di vista in questo processo di combinazione e ricombinazione. Ecco allora che oltre alla strategia diventa rilevante anche l'organizzazione. E un altro punto interessante, anche un po' provocatorio, se applicato a noi, di Gemawat, dice: state attenti che il grado di internazionalizzazione del top team management è molto importante. È quella di avere degli inserimenti che forse è la cosa più difficile. Facciamo fatica a inserire i figli, figuriamoci i manager stranieri. Ecco, questi sono altri spunti che arricchiscono un po' l'analisi. Sentite, se avete qualche domanda, io comincerei a farle fare anche a voi, più che per il professor Costa, che evidentemente avete capito che ho pagato in maniera, diciamo, abbondante per parlare bene del libro. Prego, chi c'era? Buonasera, volevo fare una domanda all'imprenditore presente qui questa sera, cioè nei processi di globalizzazione, oggi come oggi l'argomento, quello della salvaguardia dell'ambiente, è diventato preponderante. Volevo capire quanto incide nei processi di produzione questa, diciamo così, questa analisi e questo problema dell'ambiente che ormai tutti i giornali riempiono pagine parlando di industria e quindi parlando, cioè che effetto ha nella programmazione appunto industriale. Grazie. Beh, nel nostro caso è parte integrante della strategia recente. Nelle materie plastiche
Oppure nel settore dell'auto e dell'elettrodomestico ci sono dei termini in inglese, poi non ti viene mai, come i pledge, gli annunci che fanno i clienti. Per esempio, mi impegno a ridurre del 25% le emissioni in atmosfera entro il 2025. Sono annunci volontari. Bosch Siemens l'ha fatto da poco, Whirlpool l'ha fatto. Allora, in questo senso qua, prima ancora che arrivi il legislatore, perché può essere che arriva il legislatore come nel PET obbligandoti a utilizzare una certa parte di materiale riciclato, o può darsi che arrivi anche un consumatore, come nel caso di chi compra i flacconi di Procter & Gamble o Unilever con i dentifrici, eccetera, che vuole che sia riciclato il materiale. Ma quando noi abbiamo delle aziende che nella loro coscienza ambientale, o forse anche solo nel loro marketing, io spero che sia tutte e due, che va a colpire un consumatore sensibile a questo, e fanno questi annunci, fanno questi pledge, a quel punto là si innesca un filone di lavoro grandissimo, che è quello sul quale abbiamo, dopo il processo di internazionalizzazione chiuso con l'ultima parte che è stata quella dell'India, qui siamo già al 2016-17 così, ci siamo concentrati su questo aspetto qua, con l'attenzione sul riciclo delle materie plastiche. Ora faccio piccolissima parentesi, punto indietro. Quelli che fanno delle materie plastiche come me si dividono in due grandi famiglie: quelli che si dicono integrati, cioè che vuol dire che hanno il petrochimico e le raffinerie loro, o chi è indipendente come me che va a comprarsi la plastica e la trasforma per fare queste applicazioni. Noi tra gli indipendenti siamo diventati i primi in Europa e i quinti al mondo. Allora, cosa succede? Su questo aspetto qua, quelli indipendenti come me storicamente erano dei riciclatori, perché non avendo la materia prima, i miei competitor di adesso, che sono anche quelli di una volta, poi io li ho superati, ma sono quelli, erano ancora prima anche dei riciclatori, dei raccoglitori di scarti industriali. Allora io ho costruito il mio percorso di carriera non riciclando mai niente, ed è stato per me un motivo di vanto, dicendo io non riciclo. E quindi in piccolo, applicando quello che avevo imparato a ingegneria e avevo imparato all'MBA in Bocconi, ho fatto un'aziendina che ragionava già come le aziende più grandi. Perché faccio questa premessa? Perché 5 anni fa mi sono accorto che questo, che era stato per me un fattore di successo, diventava un minus, perché entrata la circular economy, il Green Deal, chiamiamolo come vogliamo, ecco, e gli investimenti più importanti che abbiamo fatto noi sono stati proprio sul riciclo meccanico delle materie plastiche. Quindi 30 milioni di investimento in Italia, 30 milioni di investimento negli Stati Uniti, perché poi di nuovo, se fai sta roba qua, non è che dici ce l'ho solo in Europa, se no ti tirano dentro nei progetti. Quindi a Salsomaggiore abbiamo comprato un'azienda che ricicla materie plastiche da post consumo, quindi quello che buttate voi nel cassonetto viene poi portato ai centri di selezione, viene diviso e poi viene venduto all'asta dal Corepla, che è un'emanazione del CONAI, e ti porta questa plastica che paghi su aste mensili, quindi al miglior offerente, per riciclarla e fare una plastica riciclata. In America la fabbrica farà la stessa cosa, per ora usa solo scarti industriali, perché il programma di raccolta differenziata del post consumo è un programma ancora non presente, anche se i 400 miliardi che ha annunciato di investire Biden il mese scorso sono proprio per creare questa filiera di raccolta, di selezione e poi di riciclo di queste materie. In questo aspetto qua abbiamo dimostrato, insieme all'Università di Padova, quindi certificato, che se metti il 30% di plastica riciclata dentro a una formula di plastica vergine, matematicamente riduci del 25% le emissioni del componente che sono fatte con questa plastica. E lì è fatta, cioè noi abbiamo il 95% dei BMW, Daimler, Audi, Whirlpool, Bosch, tutti fatti su questi progetti qua. Quindi noi abbiamo fatto questo investimento importante in Italia, questo investimento importante in America, importante sia sotto un profilo economico, anche sotto i tempi del rientro, anche sotto la fatica di fare questo mestiere in mezzo a scoasse, che non mi è mai piaciuto per 30 anni e che devo fare, e mi dicono sempre i miei, a partire, guarda, non devi dire queste cose qua in pubblico, però, però è questo, cioè se tanto mi dà tanto, se questi progetti
che ha scaricato a terra, che è cominciato a venire in porto nel 22, nel 23, ma il grosso arriverà a 24 e 25 vanno in porto, io stimo che almeno il 30-40% dei nostri prodotti saranno fatti così. Oggi, l'anno scorso, abbiamo lanciato per la prima volta il basamento della lavastoviglie della Whirlpool. Si fanno 1,5 milioni di lavastoviglie in Polonia, ha dentro il 30% di rifiuto domestico dei nostri cassonetti, riciclato a Salsomaggiore, mandato in Polonia, inserito dentro le nostre formulazioni. Quindi ci credo tantissimo sotto un profilo dell'opportunità di business e lo voglio dire per primo, perché poi se no ci riempiamo la bocca di essere ambientalisti, però io mi ricordo quando ero ancora giovane, presidente dei giovani, eccetera, che il professor Ferro, compianto professor Ferro, mi invitò a uno di questi convegni e lui mi disse, adesso se ne parla spesso, ma dice l'imprenditore deve avere 3 coscienze, una coscienza sociale perché deve pensare a tutti i suoi dipendenti, a tutta la gente che è intorno, una coscienza ambientale perché deve cercare di lasciare l'ambiente come trova, però deve avere anche una coscienza economica perché se non fa stare in piedi il business le altre 2 crescono. Allora io lo dico, cioè la coscienza ambientale, il mindset, noi abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità scritto a 4 mani con Ernst Young, oggi EY, nel 2020, l'abbiamo ripetuto nel 2021, sono 100 pagine dove noi diciamo cosa facciamo per l'ambiente e non solo come azioni vere, ma come aspetti formativi per creare per cambiare la mentalità, il mindset, come dicono gli americani, dei nostri che vadano a operare in questo senso. Quindi credo che il rispetto per l'ambiente, voler lasciare il mondo, almeno come l'hai trovato, alle nostre nuove generazioni, sia ambivalente per successo economico e poi anche per una buona coscienza di comportarti nel modo. Quindi è un driver che io consiglio a tutti di percorrere per tutti e 2 i motivi, non solo per quello di essere bravi a essere ambientali, a non inquinare, cioè, stanno insieme bene tutte e 2. Segnalo che il libro ha un ultimo capitolo dedicato alla non market strategy, dove dice state attenti che la reputazione di queste aziende globali è molto bassa, no? E quindi dedicare attenzione. Naturalmente tutto il libro è dedicato alla coscienza economica, però il capitolo finale dice la coscienza sociale è una cosa sulla quale è opportuno investire anche agli effetti del Se posso, infatti era quello che in qualche modo prima no, intendevo dire, c'è una spinta regolamentare forte che porta verso una maggiore attenzione ai temi dell'ambiente in vari modi. Diciamo che la regolamentazione spinge soprattutto sulle regole di rendicontazione da un lato che obbligano le imprese più o meno grandi, strutturate, ad avere una rendicontazione dei propri impatti anche ambientali, e poi la finanza. Le banche saranno sempre di più spinte a, diciamo, a indirizzare le risorse verso le aziende a minore impatto, eccetera. E tutto questo avrà un impatto nei prossimi anni. Però un po' spontaneamente, un po' perché anche la coscienza, perché poi ci sono insomma anche per fortuna insomma tante persone che ci credono veramente, io noto che negli ultimi anni la coscienza sta un po' cambiando, quindi, e l'Italia in questo può giocarsi insieme al tema della qualità, dell'eccellenza, tutti i temi che conosciamo, anche in questo secondo me può giocarsi una partita, anche nei contesti globali, perché proprio la globalizzazione fa sì che come dire, le catene poi di trasmissione siano tante e diverse. Per esempio mi capita di parlare con degli imprenditori di questi temi e magari mi dicono no, ma io in realtà insomma non lo sento, non mi impatta sul business, poi magari il CFO dice, beh veramente abbiamo tanti clienti che mi continuano a chiedere le emissioni e l'imprenditore dice, beh che fai? Beh no, vabbè abbiamo fatto con altri clienti, no, allora aspetta un attimo che ne parliamo, perché poi se tu hai dei clienti che cominciano in un mondo anche sempre più globalizzato queste cose a chiederle, io credo che anche insomma questo possa essere anche un effetto positivo se vogliamo, tanto per non far nomi certi paesi che pensano di non poterlo fare, prima o poi spero, forse sono un po' utopista che No, non lo credo facciano. che tu sia utopista. Abbiamo terminato 15 giorni fa proprio a Parma, che è vicino a Salsomaggiore, un festival della Green Economy
il cui titolo era Sostenibilità e competitività. Cioè, se si vuole competere nei mercati, questo ormai è un tema imprescindibile. Allora, voi mi dovete scusare, ma sono già le 19:30. Io ho capito una cosa, professor Costa. Pavin prima spiegava come l'impresa è diventata flessibile, no? Cioè, le esigenze del mercato mi portano a cambiare anche, no, il modello, le idee, le cose da fare, e quindi, come dire, che solo imprese flessibili ormai reggono i mercati. E la cosa appunto che mi colpisce è questa assonanza con la globalizzazione flessibile, no? Che se fosse oggi lo titolerei la globalizzazione flessibile per imprese flessibili. Grazie a tutti, il libro è sopra. Giovedì, se non ricordo male, se avete piacere, c'è Richard Sanderson, giornalista del Financial Times, sarà in collegamento ovviamente da Londra, insieme a altri 2 ospiti, per presentare un altro libro che io ritengo importante, che si chiama Il prezzo della sostenibilità, e che è un viaggio nelle miniere di litio, per capire come l'economia sostenibile ha anche, diciamo, qualche problema di sostenibilità su questo tipo di fronte, appunto, e di come cambia l'economia globale passando dal petrolio al litio, con prefazione di Aresu. Se avete piacere, giovedì, per i giovedì della Green Economy, avremo questo ospite d'eccezione. Quando è? Mercoledì? Mercoledì, ecco, mi ero già sbagliato. Grazie a tutti, su trovate il libro, qualche domanda a loro potete farla anche qui a margine.